Riprendiamo la linea Ortolani Cofri, mondo cooperativo dal 1893, insomma, che fa rima con 2023, l'anno che verrà, dove ci saranno appunto i 130 anni di vita. Ma noi ci occupiamo di questo presente, che è un presente che ha visto appunto l'ampliamento con anche un'inaugurazione ufficiale del punto vendita al dettaglio, la bottega di Ortolani Cofri, e vi stiamo raccontando le tante produzioni che al di là del core business ortofrutticolo rappresentato dalla cooperativa che ha soci conferitori e poi naturalmente la lavorazione, gli impianti, la commercializzazione, facciamo conoscenza appunto con produttori e prodotti. Allora io, anche se sarebbe il finale, riparto col vino, perché prima ci siamo fatti salumi, formaggi, la pasta, il pomodoro, le passate, le conserve, insomma un po' di vino ci sta. Allora, Katia Bertuzzi, tenuta Manaresi, voi ci avete portato, e si possono trovare qui in negozio, i vini della vostra tenuta che recitano la Romagna. Esatto, i vini della mia tenuta, come di questi miei colleghi, noi siamo tutti comunque soci della cooperativa. Nel mio caso io conferisco anche molta frutta perché insomma la nostra azienda è un'azienda a 360 gradi e abbiamo anche insomma un'importante produzione di albicocche, pesche e prugni che portiamo qua. E quindi le albicocche resistenti, che io tengo per l'albicocca, quindi bisogna tenere duro nonostante gli anni ultimi difficili. Esatto, però insomma la nostra zona è sempre particolarmente vocata, quello che viene prodotto qui ha sempre un sapore che si distingue e quindi importantissimo questa cosa anche del chilometro zero, che viene sempre insomma posta anche in primo piano, ed è davvero importante che tutti quanti insomma la apprezzino e sappiano di essere in un bacino dove si produce bene, dove si fanno cose buone. Di qui insomma noi abbiamo anche i vini che quest'anno per la prima volta vengono ospitati qui alla rivendita in questa nuova veste, diciamo, più completa, e insomma questo è anche la nostra realtà, ecco, la nostra azienda vista qui. Ti ringrazio tanto, anche perché appunto abbiamo citato anche gli altri soci, giustamente, Tenuta Manaresa, Carossa, l'azienda agricola Cenni, sono tutti vini dal Pignoletto all'Albana, dal Sangiovese, ma anche insomma degli uvaggi nuovi, particolari, insomma, perché oggi il mondo del vino si evolve sempre nel solco della tradizione. Allora, io adesso mi metto qui perché vorrei parlare con il vicepresidente Luigi Ferro, vicepresidente di Ortolani Cofri. Allora, i prodotti sono tanti, ma sono ancora di più le sfide probabilmente dei prossimi anni. Direi proprio di sì, soprattutto legato al fatto che veniamo da anni veramente molto difficili. Abbiamo avuto 3 anni, gli ultimi, in modo particolare per il settore frutticolo, con delle difficoltà enormi. Nonostante questi c'è il coraggio e la passione da parte degli agricoltori di non arrendersi mai, e l'Ortolani Cofri direi che va proprio in controtendenza. Di fronte alle difficoltà, come consiglio abbiamo un consiglio veramente giovane, molto unito, molto sfidante, e ci siamo dati una scommessa, quello di riuscire veramente a rilanciare questo Ortolani Cofri, che ha una tradizione molto importante. Ci siamo accorti che il nostro mondo agricolo ci tiene, noi produttori, noi soci crediamo che questo Ortolani Cofri possa avere ancora un domani, e per questo è importante investire. Oggi col negozio, ma vedrete nei prossimi mesi quanto stiamo rinnovando anche nei nostri impianti, quanto stiamo cercando di lanciare anche a livello agricolo per il risparmio dell'anidride carbonica in campagna, già attraverso alcuni soci pilota che potranno già da quest'anno produrre frutta che potrà essere venduta sicuramente nel nostro negozio, quindi anche una nuova sfida per la nostra comunità locale. Ecco, quindi queste sono le sfide, noi ci proviamo e ci crediamo.
Allora, a proposito di sfide, mi sposto solo un attimo perché abbiamo seguito il momento dell'inaugurazione, c'è stata anche la benedizione. Beh, Don Massimo è stato anche un prete contadino. Indubbiamente ci siamo accorti di quanto il pianeta stia molto rischiando per le nostre scelte, ma parallelamente a questo da un lato abbiamo qualcuno sconsiderato, come in questa guerra che vediamo bruciare risorse inutilmente proprio per cattiveria, ma dall'altra parte abbiamo tutto un popolo che sotto sotto sta già preparando la vivibilità del nostro pianeta riguardo al futuro. E questa cosa qui, da quando è stato scritto il libro della Genesi, noi siamo consci che Dio l'ha affidato a noi questo pianeta, siamo i custodi del giardino, quindi sta a noi scegliere che il pianeta sia ancora vivibile per chi viene dopo di noi con delle scelte oculate, alternative, che invece di sprecare energie possono accumularle e rendere il mondo visibile per i nostri giovani. Bene, abbiamo parlato di clima ma con ottimismo naturalmente, perché è questa l'impronta che rappresenta il mondo cooperativo Ortolani Cofri in questo momento. Siamo andati anche un po' nel passato, perché prima Gabriele Cristofori abbiamo ascoltato uno dei primissimi soci della cooperativa, proprio che ha salutato questa nuova era, possiamo definirla così, ha fatto l'in bocca al lupo a tutti quanti, ma anche qui abbiamo credo un socio della prima ora, perché Sì, oltre ad essere socio sono un ex consigliere, ecco. quindi oggi veramente a dire il mio sentimento sono orgoglioso. Sono orgoglioso perché ho lasciato la cooperativa come consigliere, però sono ancora socio, però vedo che la cooperativa ha progredito, va avanti con volontà, è più aperta di collaborazione, quindi questa è un'idea che è fortissima, perché oggigiorno, come se era stato anche in passato, però a volte le cose non si capiscono fino in fondo, adesso abbiamo capito che la forza è stare assieme. Quindi questa è una grandissima cosa, che io sono un po' anziana, ma questa giornata mi ha fatto felice, mi sono calati 10 anni, grazie. Che meraviglia! Giulio Cappelli, sono le sue parole meravigliose. Allora io ritorno in questo presente perché siamo al nostro momento finale, abbiamo raccontato questi prodotti, abbiamo raccontato la liaison tra l'area romagnola e l'area laziale, abbiamo raccontato il mondo dei soci, abbiamo raccontato il futuro sia da un punto di vista ambientale sia di rinnovamento, ad esempio per quel che riguarda l'impiantistica interna di lavorazione. Che cosa ci aspettiamo allora? Perché insomma arriva l'estate e l'estate è uno dei momenti più impegnativi per una cooperativa come la vostra. Beh, devo dire che dopo 2 anni di produzioni scarsissime, perché il gelo purtroppo ha falcidiato le nostre campagne, quest'anno ci aspettiamo intanto una produzione regolare o più regolare. E quindi è quella già una base di partenza. Quindi ci aspettiamo di mettere a disposizione dei nostri soci un impianto di lavorazione rinnovato, per cui tecnologie nel quale abbiamo investito 500.000 euro quest'anno, quindi attrezzature e tecnologie. Ci aspettiamo una rinnovata progettualità che prevede la fase anche di sperimentazione di questo sistema EcoMethod per l'impronta carbonica, per cui uno strumento in più competitivo a livello sui mercati, che oggi chiaramente è di grande importanza. Ci aspettiamo uno spirito rinnovato dei nostri soci per affrontare una campagna ancora impegnativa sicuramente, ma con più strumenti, perché la cooperativa deve fornire strumenti maggiori ai soci per riuscire ad andare avanti. Ci aspettiamo una campagna in cui possiamo confrontarci con un mercato con ottimi prodotti e un'efficienza sulle lavorazioni, per cui sicuramente ci aspettiamo una campagna in cui questa Ortolani Cofri, sempre nel solco della tradizione ma oggi rinnovata e domani ancora di più, possa dare ancora maggiori servizi ai propri soci, possa dare una valorizzazione del prodotto che permetta alle aziende agricole di vivere e di sviluppare e possa crescere insieme ai propri soci, al proprio territorio e alle proprie aziende. Io ringrazio davvero tutti voi, anche perché ci siamo sottratti momentaneamente al grande buffet organizzato da Fattoria Romagnola. Allora, mentre io vi saluto, direi che possiamo andare tutti ad accomodarci per assaggiare, degustare e fare anche un brindisi con tutti i vostri vini, d'accordo? Andiamo. Ecco che ci siamo subito spostati. Allora, questo è il piatto degustazione Fabiola Zoffoli, Fattoria Romagnola. Che cosa c'è?
Allora, abbiamo portato la piadina, che è la nostra eccellenza, che facciamo farcita con le erbe di campagna e il pecorino, realizziamo il crescione proprio che fa Romagna, e poi gli sfornati sempre a base di erbe. Ci siamo appassionati nella raccolta delle erbe spontanee che, abbinate al cipollotto che è di stagione, il suo pane, viene fuori un prodotto che piace a tutti. E poi ci sono i salumi e le nostre piadine di nostra produzione. Poi ci avete messo anche i Ravioli, certo, chiudiamo sempre col raviolo che piace tanto, poi io abbondo nello zucchero e nel kermes, diciamo che sono proprio affogati. Allora, a questo punto davvero abbiamo terminato il nostro collegamento. Se volete rivederci, contattarci, tutto quanto lo vedete in sovrimpressione. Se no, se avete pazienza di aspettare una settimana, noi sapete, tra 7 giorni saremo qui puntuali come sempre. Evviva la Romagna, evviva il Sangiovese, evviva la Romagna, evviva il in collaborazione con